Il nostro messaggio è quello che non si può stare in silenzio. Neutralità non significa stare in silenzio, anzi significa in situazioni di crisi gravi come quelle che stanno succedendo, prendere una posizione netta. E non sono rimasti in silenzio i chirurghi e i professionisti sanitari internazionali che lanciano un appello con una lettera che parte da Padova sulle pagine di The Lancet. Obiettivo: fare rumore e agire per proteggere operatori sanitari, pazienti e strutture ospedaliere a Gaza. Abbiamo deciso di fare questa lettera quindi su base individuale, proprio perché le società scientifiche non ci appoggiavano, in cui il tema centrale è proprio quello: al di là della politica, noi non prendiamo posizione, non è il nostro compito quello di prendere una posizione specifica, ma quello su cui dobbiamo prendere posizione è su quello che sta avvenendo a livello di sistema sanitario palestinese, che viene deliberatamente e continuamente distrutto. Si contano più di 1500 medici e operatori sanitari uccisi in Palestina, ci sono il 94% degli ospedali che sono o danneggiati o messi fuori uso, e questo, oltre a uccidere dei civili, dei malati inermi negli ospedali, ha delle conseguenze indirette molto importanti, perché molte patologie importanti che noi curiamo ogni giorno in un ospedale fortunato come quello di Padova, tipo i tumori, i pazienti che hanno bisogno di trapianto, non possono avere cura. La lettera Gaza's Health Aside, Medical Societies Must Not Stay Silent, pubblicata online, uscirà nel numero cartaceo del 4 ottobre. Il professor Alessandro Vitale è il primo di tanti firmatari, come il professor Umberto Cillo, direttore centro trapianti di fegato di Padova, ma anche un chirurgo palestinese e uno israeliano. Un monito alle società scientifiche per prendere una posizione netta, perché qua non si tratta di politica, si tratta di un aspetto umanitario da sostenere, e perché questo poi non avvenga mai più neanche in futuro.